Quando si tratta appunto di parlare base militare, nessuno si fa avanti, troviamo grosse difficoltà. Fin quando si tratta di persone che conosciamo riescono anche a parlare, cioè a raccontare, poi a noi, poi ad altri chiudono porta, proprio non ne vogliono sentire. Di giovani del posto che hanno avuto il coraggio di affrontare con tanti sacrifici un iter per cui sono arrivati. Abbiamo agito in questo modo. Facciamo un censimento che si parla di 20 casi, 10 casi. Allora abbiamo cercato proprio di raccogliere i dati e andando a intervistare le persone ammalate. O le famiglie dei deceduti. O purtroppo sì, le famiglie dei deceduti. Vicino alla zona militare ci sono 3 paesi, siamo distanti l'uno dall'altro di pochissimi chilometri. Con Muravera di 2 chilometri e San Vito circa 6 chilometri. Allora nella zona tra Villa Puzzu, San Vito e Muravera ci sono 22 casi di tumore, perlomeno quelli che abbiamo registrato noi. 14 deceduti, i restanti sono malati, tra cui c'è anche un trapiantato a cui è andato bene, insomma. Il primo caso risale all'85, però la maggior parte è dal 98 a oggi. Ne mancano tantissimi, questo è quel poco che noi siamo riusciti a sapere, a avere in mano. Cioè, risulta una famiglia che ci sono stati nel giro di 7 mesi 2 morti, più un terzo malato e si parla forse anche di un quarto figlio. In ogni caso, queste persone, anche se abitano a Muravera o a San Vito, hanno avuto a che fare con Villa Puzzu, con la base. Sì, perché sono o lavoratori della base oppure pastori o abitanti di Quirra.